Ed eccoci anche con a voi la linea, sempre più complicata la situazione di accoglienza a Gradisca d'Isonzo. Il sindaco Tomas Insic ha chiesto un incontro urgente con la regione per discutere dei numeri dei migranti in città, visto che il CARA ha oramai tutti i posti occupati. Presente all'incontro l'assessore regionale Roberti. Sindaco Tomas Insic, voi avete chiesto questo incontro alla regione e avete incontrato l'assessore Roberti. Qual è il problema in questo, o quali sono i problemi in questo momento a Gradisca d'Isonzo? A Gradisca d'Isonzo attualmente abbiamo una struttura di accoglienza con la capienza di 200 persone che ne accoglie più di 650. E nonostante questo aumento dei posti a disposizione, abbiamo anche persone che sono arrivate qui per appunto presentare richiesta di asilo politico e che non hanno posto all'interno della struttura, e ho qui sul mio territorio una quarantina di persone che sono per strada letteralmente. È un problema molto, molto grave che ormai si sta protraendo da più di un mese, per il quale soluzioni non ce ne sono al momento, nel senso che gli accoglimenti sono veramente molto molto lenti. Tenere persone sulla strada per tutto questo tempo, con queste temperature peraltro, non è dignitoso, non è umano per loro, ma sta creando moltissima esasperazione tra i miei cittadini, perché potete immaginare i problemi che ci sono per il decoro urbano. Che cosa succede? Succede che le persone si arrangiano, con ripari di fortuna, per cui stanno creando, diciamo, disagio e stanno mettendo a repentaglio quello che è anche una convivenza che è sempre stata civile e rispettosa qui da noi. Ormai questa struttura è qui da quasi 15 anni, non ci sono stati mai grossi problemi, però voi capite che l'aumento delle persone sul territorio, che sono libere, no? di girare dalle 8 del mattino alle 20 della sera, in più la presenza di 40 che non hanno ricovero e si arrangiano, sta creando molto disagio, sta aumentando l'abbandono di rifiuti sul nostro territorio, si stanno diciamo, scoprendo giacigli, tende, bivacchi e così via, e quindi la situazione è molto difficile. Devo dire che per far fronte a questa situazione ormai da 10 giorni è stato aperto un dormitorio qui da noi, e la soluzione è una soluzione che io voglio che sia assolutamente temporanea. Non possiamo permetterci altre strutture qui a Gradisca. Ripeto, abbiamo già 650 persone accolte. È una struttura temporanea, dà una risposta, ma non può essere una risposta strutturata assolutamente. Senta, cosa chiede? Allora, io chiedo che ci sia un intervento, lo chiedo all'assessore regionale che è assessore all'immigrazione, in modo che si faccia pressione sul governo centrale per risolvere la situazione. Lo so che l'immigrazione è una competenza del governo centrale, che le prefetture devono agire sul territorio, la prefettura di Gorizia e le altre prefetture regionali siano messe nelle condizioni di risolvere queste situazioni. Assessore Roberti, più di 600 persone ospitate al CARA di Gradisca, ci sono persone per strada, lei vede una soluzione, anche se è di risoluzione nazionale il problema? La soluzione certo che la vedo, ed è una soluzione per la quale il governo, una volta preso appieno i poteri in mano, perché ricordiamo che stiamo parlando di un governo che si è insediato da pochissimo e soltanto 10 giorni fa sono stati nominati i sottosegretari, agisca tempestivamente non soltanto sulla rotta sul canale di Sicilia, ma anche su questo territorio, sulla rotta balcanica, che rischia di far diventare il Friuli Venezia Giulia la nuova Lampedusa. Oggi fortunatamente ci troviamo in un momento dell'anno in cui i numeri di ingressi cominciano a calare, perché se non altro per fattore climatico la pressione verrà meno nelle prossime settimane, e quindi sicuramente avremo dei benefici, però la preoccupazione va già oltre, va già alla prossima primavera per capire cosa accadrà. Non vogliamo che si ripeta più quello che è accaduto
nel corso di questo 2022, quando un aumento del transito sulla rotta balcanica, ma soprattutto un aumento degli sbarchi in Sicilia ha intasato il sistema di accoglienza nazionale, rendendo particolarmente difficili, se non impossibili in alcuni periodi dell'anno, i trasferimenti fuori regione. Dopodiché oggi io sono qua semplicemente per ascoltare l'amministrazione comunale di Gradisca e provare a dare quelle risposte ai cittadini di Gradisca nelle possibilità che la regione ha. Usciti dal tunnel della pandemia, ritorna la penombra sul terziario a causa del caro bollette e della guerra in Ucraina. A dirlo è Giovanni D'Apozzo, presidente regionale di Confcommercio, che questa mattina ha presentato i dati congiunturali sul commercio. La gran parte degli aumenti delle materie prime di produzione, ha spiegato, sono stati assorbiti dalle aziende che hanno ridotto le proprie marginalità per non farli pesare sui clienti. Si parla di sole, è un'estate importante, tanti turisti, però si dice che il sole non ha brillato proprio forte nel mondo del terziario in questo periodo. Beh, per quanto riguarda il turismo è stata un'annata eccezionale, ma non solo da noi, in tutta Italia. Chiaramente però la stagione turistica è finita e adesso ci ritroviamo come comparto del terziario, commercio, turismo, servizi, con i problemi che conosciamo tutti, il problema delle bollette, il problema dell'inflazione, il problema dell'aumento del costo del denaro, il problema del consumatore che chiaramente con l'inflazione ha un potere di acquisto diminuito, ma su questo chiaramente dobbiamo andare avanti nonostante diciamo, alcuni aspetti positivi che abbiamo vissuto nei mesi passati. In questo momento com'è il bilancio? Un bilancio più con luci o più con ombre? Ma guardate, con la pandemia eravamo in un tunnel e aspettavamo di vedere la luce è poi arrivata e adesso diciamo ritorna la penombra. Le condizioni sono di tematiche che trovano la loro soluzione a livello internazionale, quindi nulla può fare a livello regionale, nonostante molti interventi siano stati fatti, e anche a livello nazionale, se non si affrontano questi temi in un contesto europeo è difficile trovare una quadra. Abbiamo visto che la gran parte, e questo emergerà dall'indagine statistica, non statistica, dall'indagine a campione che è stata fatta, che la gran parte dei costi delle materie prime, della produzione, non è stata trasferita al consumatore, ma il terziario l'ha assorbita, chiaramente riducendo quelle che sono le proprie marginalità. Io mi auguro che soprattutto se si trova una via di uscita sui grandi temi internazionali, che sono soprattutto quello della guerra e quello dei temi energetici, poi dovremo ritornare non come nel passato, ma a delle condizioni più accettabili anche per le imprese del terziario. La digitalizzazione è la risposta, è una risposta, serve comunque altro? È una delle tante risposte, indubbiamente. Quando si parla di digitalizzazione poi non pensiamo solamente alle imprese che molto hanno fatto, pensiamo alla pubblica amministrazione che attraverso soprattutto l'aspetto burocratico è un moloch, è un peso per le imprese con dei costi altissimi. Ecco, se questa accelerasse la propria digitalizzazione e facesse sì che diventa una fase che va a facilitare, diciamo, il lavoro delle imprese ma anche dei cittadini, avremo senz'altro raggiunto un obiettivo importante. Unire le forze per affrontare le difficoltà dell'attuale scenario economico, valorizzando le ricchezze che rendono il Friuli Venezia Giulia un unicum turistico, è quanto emerso al meeting nazionale di Federalberghi. Tra gli ospiti la presidente regionale Paola Schneider ha evidenziato un buon afflusso di italiani e di friulani nelle strutture della regione, mentre l'assessore regionale al turismo Sergio Bini ha evidenziato una criticità, la mancanza di posti letto. Strutture ricettive, parte insomma la stagione sciistica, ma anche naturalmente gli alberghi si preparano a questo inverno. Che inverno sarà? Ma allora, secondo noi sarà
almeno per le feste natalizie, Capodanno fino a Epifania sarà un buon inverno. Le nostre strutture dicono che siamo già al 60%, però siamo insomma a metà novembre, per cui prevediamo un buon afflusso soprattutto di italiani in questo periodo fino all'8 di gennaio, che poi normalmente si trasformerà in turisti dell'est, sperando che arrivino, perché il nostro turismo in Friuli Venezia Giulia a livello invernale è dato per il 90% da parte dell'est, per il 10% da parte degli italiani. Per cui io sono abbastanza ottimista fino all'8 gennaio, molte richieste, molte informazioni, ma anche buone prenotazioni, soprattutto di famiglie con bambini, ma anche gruppi di giovani, e questo devo dire soprattutto anche del Friuli Venezia Giulia, grazie al Turesta, che è quel fondo creato proprio dall'assessorato al turismo per permettere alle famiglie del Friuli Venezia Giulia di passare qualche giorno in montagna, ma non solo in montagna, al mare, cioè dura tutto l'anno. Ecco, lei dice l'8 gennaio perché sostiene che dopo le strutture ricettive non terranno aperto? Non tanto questo quanto il fatto, ci sono due fattori. Uno è capire se ci saranno i turisti, se lei si muoverà, considerato che ci sono variabili non da poco. Un po' bisognerà capire anche a livello italiano le bollette, le famiglie come la prenderanno, se le spese sono molto alte, eccetera, per cui ci sono tante variabili per capirlo. Per cui anche noi dalla parte nostra abbiamo delle grosse spese che è vero che dicono che a livello di bollette da dicembre-gennaio caleranno, però vediamo se è vero, se ci sarà questa possibilità di calmierare insomma, questi prezzi, credo che poi alla fine gli albergatori in qualche maniera riescano a tenere aperto, altrimenti ovviamente ognuno farà la propria strategia, qualcuno chiuderà, qualcuno sospenderà, qualcuno aprirà solo venerdì, sabato e domenica, però l'auspicio è che almeno gli alberghi delle destinazioni turistiche tengano aperto proprio per far funzionare insomma, tutta la filiera. Parliamo di strutture ricettive. Oggi avete presentato la stagione sciistica, la stagione invernale, però un tema è quello dei posti letto, mancano posti letto. Beh, questo è un dato assolutamente che confermo, mancano posti letto soprattutto in quella zona lì, nella montagna del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo iniziato un percorso di sensibilizzazione del mondo delle imprese, gli imprenditori stanno rispondendo, sono processi però che necessitano di tempo. Noi come Regione abbiamo messo in campo risorse economiche importanti, abbiamo aperto delle linee di credito e di contributi al fine di sostenere degli investimenti, però insomma questa è una partita dove ci deve essere gioco forza la compartecipazione del capitale privato. Risposte stiamo incominciando ad ottenerle. Investire o dare degli incentivi per il fotovoltaico per esempio potrebbe essere una soluzione magari per le imprese? Sì, questo problema della crisi energetica ha fatto emergere anche in molti casi una inadeguatezza di famiglie e di imprese nei confronti del problema energetico. Quindi il non utilizzo chiaramente di strumenti, ma pensiamo anche dalla semplice lampadina a LED che in un negozio, in un'abitazione, in una casa può farci risparmiare, fino ad arrivare a quelle che sono strutturazioni di impianti come il fotovoltaico e quant'altro, che le comunità energetiche che indubbiamente devono essere temi affrontati dalla comunità economica, ma insieme chiaramente alle amministrazioni pubbliche. Ci fermiamo, andiamo in pausa e torniamo qua tra poco. Ancora insieme a voi torniamo a parlare di quella che è stata la notizia di apertura del nostro telegiornale, il terribile incidente stradale con esiti mortali di ieri sera. Il sindaco di Tavagnacco, Moreno Lirutti, ha sottolineato ai nostri microfoni come quel tratto di tangenziale sia un punto critico e molto pericoloso, già teatro di altri incidenti mortali.
Velocità e imprudenza, due sintomi di un tratto di strada che non perdona. Sì, un tratto di strada assolutamente pericoloso, dopo il nostro comandante vi darà qualche dato sull'incidentalità del tratto, un tratto che è di competenza non del comune di Tavagnacco ma di FVG Strade. I grossi temi lì sono rappresentati dalla velocità. I limiti sono 90 e 70 in alcuni tratti, ma pochi automobilisti li rispettano francamente. E l'altro tema è quello della svolta a sinistra, cioè del non rispetto della doppia linea, che dovrebbe essere considerata come una barriera fisica, assolutamente. Invece gli automobilisti, per risparmiare tempo un piccolo tratto di strada, svoltano a sinistra superando la doppia striscia e lì si originano parecchi incidenti. Che dati possiamo dare per quanto riguarda l'incidentalità nel territorio di Tavagnacco? Diciamo, noi annualmente rileviamo sulla nostra rete stradale da 50 a 60, 70 incidenti, dipende ovviamente dagli anni e dalle circostanze. Di questi quasi un 10% riguarda la tangenziale, ma al di là del dato statistico sicuramente quello che conta è che mediamente sono incidenti tutti di una certa gravità, di un certo impatto. La componente è già stata sottolineata dal sindaco nel suo intervento, è certamente la velocità e quella delle svolte a sinistra, che ovviamente le due cose spesso si sovrappongono, si intrecciano, dando luogo a situazioni di incidenti davvero gravi. Quale potrebbe essere una soluzione favorevole all'impedimento di questi incidenti? Sicuramente alcuni sistemi di controllo della velocità, perché il controllo effettuato dalle pattuglie della polizia locale o dalla polizia stradale, dei carabinieri, è pericoloso, sono pericolosi in quel tratto lì, pericolosi per chi li fa e pericolosi per gli automobilisti stessi, perché fermare una macchina ad alta velocità in quel tratto lì può rappresentare un rischio estremamente grave. Quindi l'unico sistema per controllare la velocità è il controllo da remoto e quindi praticamente porre degli autovelox, però questo è un tema che deve essere in qualche modo affrontato e gestito dalla prefettura, perché non è di nostra competenza, oltre che ovviamente il ragionamento che abbiamo fatto sulla doppia riga, che dovrebbe essere considerata una barriera fisica, però anche questo non dipende dalle scelte del comune, ma l'appello che io faccio sempre è moderare sempre la velocità. È meglio arrivare 5 minuti dopo ma interi. Ecco, questo è un problema detto così in maniera molto semplice ma concreto. Ecco. Un bando per l'assunzione di personale specifico, fondi di rotazione e una task force informativa. Questo quanto illustrato a Pordenone dall'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli per aiutare i comuni in tema di PNRR, con opere che in Friuli Venezia Giulia valgono 1.600 milioni. Nel pomeriggio stesso incontro con gli amministratori dell'area udinese. Assessore Zilli, oggi un confronto insieme ai sindaci del Friuli occidentale per capire a che punto stiamo dal punto di vista del PNRR, quali sono le soluzioni messe in campo dalla Regione e qual è lo stato dell'arte. Sì, prosegue il nostro ciclo di incontri sul territorio, convinti di come questa sfida del piano nazionale debba essere vinta e possa essere vinta soltanto se c'è una collaborazione paritaria tra enti locali e Regione, e quindi la raccolta delle istanze, delle criticità e delle ulteriori potenzialità vengono rappresentate poi attraverso la cabina di regia regionale e la cabina di regia nazionale al governo. Le opere sono molteplici e riguardano soprattutto la parte infrastrutturale nonché la valorizzazione dei nostri paesi. In realtà l'importo è mastodontico, mai visto su questo territorio, perché stiamo discutendo di 1.600 milioni di euro e anche di più. Noi abbiamo messo a disposizione un pool di 26 esperti contrattualizzati dal Ministero che hanno proprio questo compito di andare a semplificare e ingegnerizzare
velocizzare tutte le procedure regionali. In questo si aggiunge anche una grande necessità di fare informazione, di dare sostegno ai comuni meno strutturati, soprattutto dal punto di vista del personale, e la Regione, per quanto può, sta mettendo a disposizione anche su questo fronte personale, tant'è che abbiamo aperto un bando dedicato con la possibilità di accedere per acquisire personale a tempo determinato proprio per la messa a terra delle risorse del Piano Nazionale per i nostri comuni. A proposito di comunicazione, ci sarà anche una newsletter dedicata proprio agli amministratori. Sì, rafforzare la comunicazione per noi è importante, con cadenza mensile è in uscita una newsletter con tutte le informazioni e gli aggiornamenti utili in un mondo che è molto intricato e complesso dal punto di vista della legislazione, e poi a questa si alterna un'altra newsletter dedicata al settore produttivo della nostra regione, convinti di come anche le nostre aziende non possano perdere questa occasione. Dal punto di vista di Pordenone, a che punto siete, con fondi, progettualità, forza in campo anche per mettere in campo queste progettualità? Ma la Regione continua a darci una solida collaborazione che ci consente di avere tutte le strutture e le informazioni tecniche per procedere speditamente. Il problema però è un altro, è quello di coprire i quadri finanziari che non battono più. La crisi energetica delle materie prime ha fatto schizzare in alto i prezzi dei cantieri e oggi ci troviamo in una situazione paradossale, e cioè i fondi del PNRR che devono dare ossigeno all'economia dei comuni sono invece il cappio al collo che sta stringendo i bilanci, al punto tale che comuni come Pordenone devono ricorrere ai mutui per coprire la differenza tra i costi che pre-crisi e con quelli attuali. L'altro aspetto però fondamentale è che la Regione ci serve anche un po' da service di appoggio, quindi ha le competenze, la possibilità di darci delle informazioni che servono anche a svicolare quella maglia fitta, burocratica che come sempre opprime la speditezza dei cantieri. Quindi dal punto di vista interno, Regione e Comune molto bene, ci auguriamo che la trattativa a livello nazionale consenta uno slittamento dei tempi e anche di dirottare una parte delle risorse per coprire i quadri finanziari. C'è il rischio che qualcuno dei progetti finanziati poi non venga eseguito, si debba rinunciarci? Guardi, l'ordine scuderia è quello no, di non rinunciare a niente, di portare a casa tutto e di partecipare anche ai nuovi bandi. È evidente però che deve esserci un miglioramento della condizione economica generale e possibilmente, ripeto, anche una quota dei soldi del PNRR non ancora utilizzati a servizio dei comuni per chiudere i quadri finanziari, altrimenti ovviamente il rischio c'è. Diciamo che noi, per quel che riguarda il PNR, ci siamo concentrati su alcune tematiche perché capivamo che le tempistiche erano strette e quindi non potevamo gettarci su tantissimi progetti. Noi per adesso abbiamo ottenuto un intervento per quel che riguarda il rifacimento di una scuola materna, la Rodari, un intervento da 6,5 milioni con delle tempistiche che erano strette, quindi i miei uffici erano molto preoccupati. Adesso c'è stata una proroga, quindi avremo delle tempistiche leggermente più dilatate, però il 2026 per le pubbliche amministrazioni è dietro l'angolo. Le tempistiche chiaramente vanno a incidere molto anche sul lavoro delle altre opere che abbiamo in corso, quindi da parte nostra c'è grande frenesia perché la volontà è quella di attingere a tutto quello che è possibile, sempre facendo fronte poi a quelle che sono anche le forze umane che abbiamo a disposizione, che come ben sapete nelle pubbliche amministrazioni con i pensionamenti che ci sono stati soprattutto negli ultimi 2 anni hanno messo parecchio in difficoltà. Andrea Carletti, già dirigente scolastico del Malignani di Udine, questa mattina ha ricevuto una targa dal presidente di Confindustria Udine, Gianpietro Benedetti, per l'impegno profuso nel forgiare le menti di migliaia di studenti. Professor Carletti, oggi questo riconoscimento da parte di Confindustria per l'impegno profuso in tanti anni di attività, e intanto le chiedo com'è la sua vita senza il Malignani. È una vita che richiede di essere ripensata, ma la riflessione sugli anni al Malignani e anche gli anni prima, perché ho una lunga carriera alle spalle, sono motivo di orgoglio e di anche investimenti per il futuro. Chissà che non ci siano altre azioni da compiere in campo formativo che possano essere utili al sistema scolastico della Regione. Ecco, in tanti anni di scuola lei ha dato tanto agli studenti, però probabilmente anche i ragazzi hanno dato qualcosa a lei. Che cos'è che porta dietro con orgoglio, con affetto di questa esperienza? Se penso ai ragazzi dico sono loro il motore della scuola anche in termini di energia, di idee, di innovazione. Lo potevo far capire di più un percorso positivo verso di loro quando ero docente, perché la quotidianità con loro mi metteva nelle condizioni
di agire sulla loro vita, sul loro vissuto, sul loro modo di pensare. Oggi da dirigente, scusate, ieri da dirigente è stato più difficile e in futuro mi piacerebbe ancora poter lasciare dei segnali, insomma, a queste nuove generazioni che hanno tanto da imparare. Questo è il momento in cui i ragazzi che finiscono un ciclo di studi pensano a cosa vorranno fare dopo, cosa vorranno fare da grandi, l'orientamento. Che consiglio vuole dare ai ragazzi e anche alle loro famiglie che devono prendere delle decisioni comunque importanti? Il consiglio che vorrei esprimere alla famiglia è: non lasciate soli i ragazzi a scegliere, non perché non siano in grado, ma perché debbano essere sostenuti e deve esserci un accordo nella famiglia sul percorso da fare. Trovarsi tra 2 o 3 anni a recriminare su un percorso sbagliato non sarebbe utile a nessuno, né ai genitori né al ragazzo o alle ragazze, e quindi è bene fermarsi proprio a comprendere qual è la strada migliore da seguire e anche a guardare una prospettiva di vita. Molto bene, abbiamo finito. Io vi ringrazio come sempre. Se dovete pranzare, buon appetito, altrimenti buon proseguimento di giornata con i programmi di Telefriuli, il canale 2 volte numero 1. Arrivederci.